L'inquinamento del fiume Sacco al centro dell'attività dei carabinieri del gruppo forestale di Frosinone. Il comandante del gruppo, Giuseppe Lopez, in prefettura, rispondendo alle domande della stampa, ha illustrato l'attività in svolgimento. Adesso siamo concentrati sulle vicende di inquinamento del fiume Sacco. Avete visto i fenomeni che si sono verificati in questi giorni, sono sottoposti a grande attenzione, il personale è concentrato su questo tipo di attività. L'attività è diretta dalla Procura di Frosinone, ci sono degli spunti investigativi molto importanti di cui non posso farvi ovviamente cenno perché ancora sono in corso di evoluzione. Tuttavia avete visto, siamo entrati in alcune aziende, abbiamo ritrovato delle sostanze compatibili con quelle che sono state rinvenute nel fiume e quindi stiamo monitorando il territorio anche con la collaborazione di tutte le altre forze di polizia presenti sul posto. Le numerose denunce di presenza di schiuma bianca maleodorante nelle acque del fiume Sacco hanno portato all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Frosinone, un'indagine lunga e complessa che si spera però porti ad individuare i responsabili dell'inquinamento. Ma guardate, le indagini sono lunghe perché il fenomeno è abbastanza complesso, non è riconducibile a un solo sversamento, ma è un sistema, un meccanismo che va analizzato a fondo e va valutato soprattutto anche da un punto di vista delle implicazioni giudiziarie che possono portare questi atteggiamenti e questi comportamenti. Nelle prossime ore sicuramente ci saranno delle evoluzioni, ci saranno altri interventi e ci saranno altre attività di controllo sul territorio. Certo, non possiamo dire di arrivare a una soluzione in breve tempo, però ci stiamo lavorando e sono sicuro che riusciremo a ottenere buoni risultati. Il comune maggiormente attenzionato è il comune di Ceccano, ma sotto la lente delle forze dell'ordine sono finiti molti comuni dell'area nord. Tutti quelli della Valle del Sacco, da Anagni fino a Ceccano è tutto il tratto del fiume Sacco che attraversa la valle, anche se i fenomeni si sono manifestati soprattutto nel comune di Ceccano, però stiamo controllando anche situazioni che si trovano nel comune di Ferentino, nel comune di Anagni, nel comune di Morolo, Patrica, quindi tutte le realtà che costeggiano il corso del fiume. La schiuma bianca, comparsa in diversi episodi negli ultimi giorni, nelle acque del fiume Sacco sarebbe stata causata da agenti chimici presenti nei saponi, stando ai dati dell'ARPA Lazio. Ma la schiuma, come evidenzia il comandante del gruppo forestale di Frosinone, è il fenomeno più visibile all'esterno, ma all'interno delle acque potrebbero esserci altri inquinanti. La schiuma è il fenomeno visivo più appariscente, però ci sono sostanze che non fanno schiuma che hanno molta più incidenza in termine negativo sull'assetto ecologico del fiume e sul fiume stesso e quindi sono anche quelle sottoposte ad attenzione. Certo, adesso l'attenzione è massima, la schiuma fa molto effetto, però la schiuma è il tensioattivo che dà origine alla schiuma, però ci sono molte sostanze che non si vedono ma purtroppo ci sono nel fiume.